Incredibile furto a Venezia, giovane donna di Mestre ruba un'imbarcazione carica di pacchi, la mette in moto e fa pochi metri prima di schiantarsi sulla riva del Canal Grande. L'episodio in mattinata a Rialto. La donna fermata dalla polizia locale nello schianto, abbattute le colonne della balaustra di marmo, lo sdegno del consigliere Giovanni Giusto, colpita l'anima di Venezia. Inchiesta Palude, udienza preliminare nell'aula bunker di Mestre, assente il sindaco Brugnaro, rinvio a giudizio, si parte il 23 gennaio. A Torri di Quartesolo l'inchiesta sulla morte di Diana Canevarolo prende una direzione sempre più netta, non una caduta ma un'aggressione. Ragazzino sedicenne reclutato dalla baby gang, autore di violenze anche in famiglia. Stasera ascolteremo la testimonianza della mamma del giovane. Mio figlio è diventato un mostro, chiediamo aiuto alle istituzioni. Truffa milionaria all'Opera di Santa Maria del Fiore, indagati italiani, albanesi, cinesi e nigeriani. Le indagini della polizia coinvolgono anche Vicenza. Il neopresidente della regione Alberto Stefani, già al lavoro al Balbi per Fratelli d'Italia il giorno degli esordienti. Manildo Alferro Fini, sia al dialogo, l'opposizione ai numeri per dare battaglia. 76 bovini morti insieme in maniera improvvisa. I tecnici del Dipartimento Prevenzione dell'ULSS 6 ne hanno scoperto le cause e domani saranno a convegno a Piove di Sacco. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna. Tra i tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano lo avete sentito, l'incredibile furto questa mattina a Venezia con una giovane donna di Mestre che ha rubato un'imbarcazione carica di pacchi, l'ha messa in moto e ha fatto pochi metri prima di schiantarsi sulla riva del Canal Grande. L'episodio in mattinata a Rialto, dovremo avere pronto il servizio, lo stanno preparando dalla redazione di Venezia, ma se non c'è restiamo a Venezia e vi aggiorniamo sull'inchiesta Palude. Oggi una tappa fondamentale, il servizio di Ilaria Marchiori. Il dottor Brugnaro non si professa innocente, è innocente. Crede che alle prossime udienze il suo cliente ci sarà? Lo valuteremo senz'altro. Come aveva annunciato nei giorni scorsi il sindaco Luigi Brugnaro, tra gli indagati nell'inchiesta Palude non si è presentato all'udienza preliminare nell'aula bunker di Mestre, ma non è stato l'unico. Presenti avvocati di imputati e parti civili, oltre ai PM Terzo e Baccaglini, davanti al GUP Andrea Innocenti, che, visto l'interesse pubblico del procedimento, chiamato a decidere del futuro giudiziario dei 26 imputati e 11 aziende, cui si aggiungono gli 8 imputati, tra i quali l'ex assessore Boraso, che hanno trovato l'accordo di patteggiamento, ha aperto l'udienza ai giornalisti. Dopo una serie di confronti tra le parti, il giudice si è riservato di decidere sulle costituzioni, rinviando l'udienza al 23 gennaio 2026. Quindi ho sollecitato l'opportunità che venisse disposto un rinvio, un differimento dell'udienza, perché un termine ad horas sarebbe stato inadeguato, anche considerando il numero di imputati e di difensori che avrebbero avuto diritto di consultare la documentazione pertinente. Il giudice ha concordato con questo tipo di sollecitazione, anche i pubblici ministeri hanno preso atto della ragionevolezza della richiesta. L'udienza, durata meno di 2 ore, è stata dedicata alla costituzione delle parti civili, tra cui Comune e Città Metropolitana. L'avvocato Vittorio Manes ha formulato istanza anticipando una richiesta di risarcimento di 8 milioni di euro complessivi. AVM e ACTV, con l'avvocato Fogliata, si sono costituiti parte civile nei confronti degli imputati relativi ai soli capi di imputazione che li riguardano, ma non nei confronti dell'ex direttore generale Giovanni Seno. I capi di imputazione sono limitati, non riguardano il sindaco, sia chiaro, riguardano un dirigente comunale e alcuni imprenditori privati per ipotesi, tra le altre, di corruzione. Sono pochi capi di imputazione, ma era essenziale che ci fossimo quantomeno come presenza di vigilanza sul processo. Il Casinò di Venezia ha deciso di non costituirsi parte civile, così come l'Agenzia delle Entrate. Hanno quindi presentato istanza di costituzione l'Associazione Libera, CGL e Amici del Parco. Agguerrita la difesa del direttore generale Morris Ceron. La linea difensiva sarà un ingresso prepotente nel merito delle contestazioni che sono mosse al dottor Ceron. Cercheremo di evidenziare le ragioni dell'insussistenza delle contestazioni che gli vengono mosse sin dalla fase dell'udienza preliminare, perché riteniamo che le carte parlino chiaro. Veniamo ora all'incredibile furto che si è registrato questa mattina a Venezia.
Lo scontro della barca con la base del ponte di Rialto è violentissimo, ma ancora più violento era stato poco prima l'impatto con la balaustra che si trova ai piedi di uno dei monumenti più importanti di Venezia. Una balaustra in marmo accanto al fondaco dei tedeschi, di cui ora restano soltanto le macerie. Sono passate da poco le 11 quando una giovane, si saprà poi una ventenne che vive di espedienti nell'entroterra veneziano, si mette alla guida di un mototopo, l'equivalente a Venezia del furgone da trasporto in terraferma. Come e dove volessi andare rubando la barca non si sa. I danni che ha provocato la sua imperizia al timone sono invece enormi. Per Giovanni Giusto, consigliere comunale ed esperto di Venezia, ma anche marmista restauratore, una ferita all'anima della città. Il dispiacere è enorme, ma almeno le parti in cui ero intervenuto 8 anni fa, perché l'ho restaurata, nel 2008 l'ho restaurata, se non sbaglio, va bene, hanno tenuto. In effetti si è rotta laddove in realtà l'elemento non era già stato consolidato, ma le rotture sono nuove, come quella che vediamo al centro del braccio che tira perpendicolare verso la fondamenta, ma anche quella esterna, perché la frattura che era stata consolidata ha tenuto, si è rotta 10 cm più avanti. Secondo una prima ricostruzione, il mototopo era attraccato di fronte a dove poi è avvenuto l'incidente, all'altezza della Corte dei Conti. Fortunatamente al momento del suo attraversamento del Canal Grande non c'erano altre imbarcazioni. Resasi conto dell'impossibilità di governare il mezzo, la giovane, già nota alle forze dell'ordine con un daspo di 3 anni da Venezia, è scesa per essere arrestata poco dopo. Credo che sia proprio un degrado sociale, ma non solo di Venezia, diciamo in tutta Italia. Dobbiamo però dire una cosa, che siamo stati fortunati che in un periodo che c'è poco turismo, che questo bar è chiuso, non c'è il plateautico, che non ci sono gondole, perché poteva essere peggio. La notizia è rimbalzata anche in Consiglio regionale. Quello di Monica Poli è un punto di vista condiviso anche da Jonathan Montanariello. Il consigliere PD è stato pilota di mezzi pubblici a CTV e conosce bene il traffico in Canal Grande. Fortunatamente sono andati addosso dei manufatti di pietra, ma immaginiamoci se ci fosse stata una barca di più piccole dimensioni e gli andava addosso. Oggi saremmo qui probabilmente a commentare una tragedia. Sott'acqua, adagiato sui gradini, si intravede un marmo fortunatamente ancora intero. Ora comincerà la fase di recupero e restauro, cercando di mantenere il più possibile dell'originario. I costi si prevedono sostenuti. A quando risale la balaustra che è stata abbattuta? Siamo verso la fine metà del 500, fine del 500 è stata ideata. Comunque il periodo è quello ed è la stessa fattura che vediamo anche del ponte. Le colonnine hanno una proporzione forse inferiore, ma comunque quella è la fattura. A Torri di Quartesolo l'inchiesta sulla morte di Diana Canevarolo prende una direzione sempre più netta. A Torri di Quartesolo l'inchiesta sulla morte di Diana Canevarolo prende una direzione sempre più netta. Non una caduta, ma un'aggressione. La donna, 49 anni, dopo cena era uscita di casa. Viveva nella taverna del condominio di Via Zara, un ambiente separato dall'abitazione principale. Quella notte non ha mai dormito. Le ultime tracce di Diana portano verso la panchina bianca del cortile. Lì potrebbe essersi consumato l'attacco, un colpo alla testa nella parte sinistra e una lesione al collo incompatibile con la caduta. Il figlio dice di aver visto la madre che non è rientrata. Non può essere caduta, le hanno fatto qualcosa. A ritrovarla agonizzante alle 5:30 il compagno Vincenzo Rena, operaio della Valbruna. Sangue nel cortile vicino alla panchina bianca, ipotermia, trauma gravissimo. L'autopsia conferma, i segni non sono compatibili con un impatto dall'alto, né una caduta. Il legale della famiglia, Cesare Dalmaso, è netto. Diana è stata sorpresa all'esterno e colpita. Non sappiamo con cosa, ma è stata colpita. La squadra mobile ora sta ricostruendo gli ultimi movimenti della donna. L'uscita serale, i minuti sulla panchina, i telefoni, le telecamere. La procura procede per omicidio contro ignoti. Un enigma che ora è una certezza. Quella notte qualcuno che parlava veneto e che un testimone ha sentito ha incontrato Diana, e non per caso.
Qualche giorno fa Christian Demma dell'associazione Furti in Corso in diretta aveva raccontato la vicenda di un ragazzino sedicenne reclutato dalla baby gang, autore di violenze anche in famiglia. Ebbene, stasera ascolteremo la testimonianza della mamma del giovane, l'ha intervistata per noi Francesca Bozza. Mio figlio è diventato un mostro, dice questa donna disperata che chiede così aiuto alle istituzioni. Com'era prima? Era diverso, era il mio bambino. Non lo riconosce più? No, è un mostro. Parole forti, ancora di più se a pronunciarle una madre nei confronti del proprio figlio. Parole però che racchiudono la disperazione di due genitori che da 2 anni stanno vivendo un incubo per quel figlio sedicenne che non riconoscono più. La spirale di paura e violenza inizia in prima superiore quando il giovane viene in contatto con altri giovanissimi che lo avvicinano al mondo della droga. Ha iniziato con le prime canne e da quest'anno ho iniziato con dei farmaci e delle droghe un po' più pesanti, perché me le fa vedere e se gliele butto via mi mette le mani addosso e se chiamo ancora i carabinieri mi fa ancora del male. L'ho visto io a casa, lo fa tranquillamente, fuma dappertutto, sui treni, su centri commerciali, non ha paura di nessuno. La mamma parla di una sorta di reclutamento da parte di alcuni membri di una baby gang. Lui è sottomesso e fa delle cose che gli altri che vogliono che faccia perché magari ha paura o ha bisogno di soldi e deve fare quello che gli altri dicono di fare. Voi sapete se si è reso responsabile di atti di violenza in giro? Non lo so, ha tanti segni nel corpo. Ha preso talmente tanti verbali, la comunità non si trova, ce ne sono troppo poche per questi ragazzi. Voi l'avete denunciato? Sì, tante volte. Non è una cosa facile da parte di un genitore. No, sono arrivata all'estremo. Violenza che si scatena anche all'interno della famiglia. Prima di andare via mi ricatta e mi affronta e io devo stare zitta, se no mi mette le mani addosso. È anche armato? Aveva i coltelli, dei coltelli sì, li ho trovati, taglierini, li nasconde. Tra l'altro vi fa delle minacce anche molto pesanti per il futuro. Sì, ha detto che quando lui ha 18 anni ci vuole sterminare. Dormo con un bastone sotto il letto perché se arriva e succede qualcosa io so difendermi. Avete paura di lui? Abbastanza. Giornata difficile di mobilitazione sulle strade della Marca trevigiana. C'è della difficoltà specialmente quando c'è il sole, che magari dall'altra parte le macchine sono un po' accecate e quindi c'è del pericolo, bisogna stare molto attenti. Potrebbe esserci proprio il sole all'origine del grave incidente accaduto poco prima delle 10 all'incrocio tra via Boni e via del Cansiglio a Vittorio Veneto all'altezza del supermercato Lidl. Da una prima ricostruzione una 73enne del posto stava attraversando la strada quando è stata investita da una Fiat Panda condotta da un pensionato 81enne sempre del Vittoriese. L'uomo si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi. In pochi istanti sono arrivati i sanitari del SUEM. Ho visto l'elicottero, quindi immagino. L'ho visto dalle finestre di casa, per cui qua vicino. Quando sono arrivata l'incidente era già accaduto, ho visto 3 ambulanze, la polizia, poi sono arrivati anche i vigili del fuoco, sono rimasti lì un pezzo a fare tutti i rilievi del caso, ma avevano già portato via la signora. La donna è stata rianimata per diversi minuti, poi una volta stabilizzata è stata caricata sull'elicottero, atterrato nel vicino campo sportivo e trasportata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi. L'anziano alla guida della Panda ha raccontato di non essersi accorto del pedone accecato proprio dal sole basso e di essersi subito fermato quando ha avvertito il botto dell'impatto. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale di Vittorio Veneto che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Da accertare tra le altre cose se la vittima stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali. Al lavoro anche la polizia locale che ha gestito il traffico, intenso in quel momento, con via del Cansiglio chiusa inizialmente in entrambe le direzioni, poi a senso unico alternato e riaperta completamente poco dopo le 11. Chi abita qui riconosce la pericolosità dell'attraversamento pedonale. È molto pericoloso, io lo faccio più spesso e devo sempre accertarmi che si fermino prima di passare. Devono provvedere
prevedere qualcosa perché non è la prima volta che succede e quando succedono sono anche gravi. Come noi pedoni dobbiamo fermarci, essere sicuri che l'altra parte si è fermata e poi passare. Appena 2 ore più tardi a Santa Lucia di Piave in via Zapparelli, altro grave incidente stradale. Un ciclista di 55 anni del posto è stato investito per cause ancora al vaglio della polizia intercomunale da un'auto condotta da un 25enne di Mareno. L'uomo è stato elitrasportato in ospedale in gravissime condizioni. La truffa milionaria all'Opera di Santa Maria del Fiore, indagati italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, coinvolta anche Vicenza. È stata arrestata dalla polizia stamattina all'alba a Vicenza con l'accusa di riciclaggio. Una cinese di 38 anni fa parte della lista dei 10 fermi di indiziato di delitto, italiani, albanesi, cinesi e nigeriani che vivono nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e appunto Vicenza. Devono rispondere a vario titolo di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. A Vicenza, oltre al fermo, la polizia avrebbe eseguito una perquisizione in un appartamento di Viale San Lazzaro. Al momento dell'irruzione nella sua casa, la cinese 38enne avrebbe gettato dalla finestra 250.000 euro, poi recuperati e sequestrati. L'operazione di polizia che si è conclusa questa mattina all'alba con una trentina di perquisizioni e 9 arresti effettuati in varie parti d'Italia ha consentito di sgominare un'organizzazione criminale composta da cittadini cinesi, albanesi, nigeriani ed italiani che era dedita al compimento delle truffe e al riciclaggio e al reimpiego di denaro di provenienza illecita, in grossi quantitativi di denaro in contante, finalizzati appunto a finanziare delle aziende che avevano necessità di ottenere denaro in questo modo perché non avevano accesso al credito. Le indagini svolte dalla squadra mobile di Brescia sono partite dalla denuncia per una truffa ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore, onlus che promuove la valorizzazione di monumenti di interesse religioso, storico e culturale che si trovano a Firenze, tra cui la cattedrale di Santa Maria del Fiore, il campanile di Giotto e il battistero di San Giovanni. L'onlus sarebbe stata indotta a effettuare bonifici di pagamento di lavori di restauro e conservazione per 1.785.000 euro su un conto corrente intestato fittiziamente. Nel corso dell'attività è stato documentato un giro d'affari di circa 30 milioni di euro movimentati nell'arco di 6 mesi. Delle indagini che hanno consentito appunto di circoscrivere questa organizzazione criminale e ottenere elementi probatori che stamattina ci hanno portato all'arresto di queste 9 persone, mentre una decima è tuttora ricercata in Italia e all'estero. La politica, la nomina della nuova giunta regionale dovrebbe essere questione di ore. Il presidente Stefani si è recato oggi in Consiglio regionale per la ratifica della nomina, alte le aspettative di Fratelli d'Italia che si aspetta 5 assessorati, ma poi nelle prossime edizioni vi faremo sentire il neopresidente del Veneto, vi faremo sentire anche le opposizioni e torneremo sul caso dei 76 bovini morti e insieme in maniera improvvisa i tecnici del Dipartimento Prevenzione dell'ULSS 6 ne hanno scoperto le cause. Si tratta di inalazione di oleandri bruciati in un campo attiguo all'allevamento, una vicenda che fa discutere. Tutto dal Veneto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.